Non hai Anche la programmato? chiave di streaming, non lo Fa freddo qui, mamma mia. Anche a Roma, devo dire, Ma eh.
Ieri faceva più freddo, ieri perché pioveva, c'era più... perché mettono acqua anche dopo. A Roma ha fatto Beh, questi giorni, a parte l'acqua, il fluvio, grandine, ma 4-5 gradi. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Poi prova Campo, il professore! Il Chievo Verona Women, su indicazione della Federazione Italiana Gioco Calcio, comunica che le società sono responsabili per il comportamento antisportivo o violento dei propri sostenitori, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3 del CGS, con l'entrata in vigore della legge 20 agosto 2001, numero 336. Sono previste anche pesanti sanzioni penali per gli stessi. Pertanto si invitano gli spettatori a non esporre striscioni con simboli, emblemi o slogan, o effettuare cori, espressioni di violenza, di discriminazione razziale o territoriale, a non fare lancio di oggetti in campo e sugli spalti, a non commettere atti di violenza né all'interno né all'esterno dello stadio, a porre in essere una condotta di cooperazione con la società e con le forze dell'ordine, sia per la prevenzione di fatti violenti che per l'individuazione di responsabili di fatti violenti, ad annullare, ad insorgere i cori e le altre manifestazioni offensive con applausi e quant'altro esprime correttezza sportiva. Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti.
E benvenuti dallo stadio Aldo Olivieri di Verona per il recupero dell'8ª giornata di Serie B femminile. Oggi sarà di scena la Lazio sul campo del Chievo Verona Women. Benvenuti a tutti gli spettatori che ci seguono su Avelia HD. Da Pierluca Loporto, come sempre, come ogni gara casalinga del Chievo. Oggi abbiamo anche una graditissima ospite, abbiamo l'onore e il privilegio di avere con noi Giorgia Bertolotti. Ciao Giorgia. Ciao a tutti. Giorgia ci aiuterà quindi con uno sguardo più dall'interno, dallo spogliatoio, visto che oggi è indisponibile, ma tornerà presto a darci una mano a raccontare le emozioni di questa partita e il suo particolare punto di vista. Intanto è già iniziato l'incontro. Velocemente riepiloghiamo le formazioni per il Chievo: Pilato, Pecchini, Tunoaia, Zanoletti, Carleschi, Prost, Tardini, Carraro, Di Stefano, Boni, Dalla Giacomo. Per la Lazio invece Guidi in porta, Savini, Gamberotta, Lippmann, Santoro in difesa, Castiello, Di Gianmarino, Cuschieri a centrocampo, Visentin, Martin e Palombi in attacco. Subito Chievo sulla corsia di sinistra con il nuovo acquisto di Stefano, cercare Tardini, uno scambio ancora di Stefano che subisce fallo. Quindi calcio di punizione dal metà campo per il Chievo Verona Women. Zanoletti scambia con Tunoaia dietro per Pilato. Ancora Tunoaia, prova il disimpegno difensivo il Chievo. Esce bene con Pecchini, palla a piede per Tardini che prova a innestare la corsa di Valentina Boni al rientro dopo 3 giornate di squalifica. Un grande recupero importantissimo per Chievo che ritrova il proprio capitano. Chiedo subito a Giorgia quanto è importante il rientro di una giocatrice sia per la personalità che per la carriera, per il carisma come Valentina Boni. È importante soprattutto per l'esperienza che ha, perché ci mette anche molta tranquillità a noi compagne quando giochiamo con lei, quindi sicuramente indispensabile. Diciamo che la sua mancanza si è fatta sentire, però ad allenamento è sempre stata presente, sugli spalti c'è sempre stata, quindi anche se silenziosa lei si sente sempre. Ha fatto comunque sentire il suo apporto in qualche modo per una squalifica che chiamare dubbio è un eufemismo, però ciò che conta è che adesso è alle spalle ed è tornata in questo momento al centro dell'attacco giallo-blu, ma come sappiamo svaria molto sul fronte offensivo del Chievo. Adesso sulla destra Visentin che punta Pecchini, la sfida in velocità, ancora Visentin, vediamo se troverà il cross. Pecchini è brava però a fermarla, a mettere un calcio d'angolo, il primo dell'incontro a favore della Lazio. Primo corner quindi dell'incontro quando siamo al 4° minuto di gioco. Si incarica della battuta Martin con il numero 10, capocannoniere della Serie B. Cross in mezzo e c'è un autogol, però passa in vantaggio la Lazio con uno sfortunato autogol, se non ho visto male, di Pecchini sugli sviluppi del corner battuto da Martin. Un intervento sfortunato di Pecchini che mette erroneamente la palla in rete alle spalle di Pilato e quindi subito doccia fredda per il Chievo che parte purtroppo male. È 1-0 allo stadio Olivieri di Verona per la Lazio. Vediamo se proverà subito a reagire il Chievo. Adesso Di Stefano sulla palla, sulla fascia sinistra. Buon fallo per lei sulla corsia di sinistra. Di Stefano fra le più attive in questi primi minuti del Chievo. Certo che la Lazio è una squadra forte che ha il miglior attacco al campionato, però subire un gol così non è certo, lascia un po' l'amaro in bocca perché ha tanto potenziale offensivo la Lazio, però farselo da soli è davvero paradossale. Adesso Valentina Boni sul pallone, vediamo se cercherà la testa delle compagne. Già salita Zanoletti.
e blocca però Guidi, il portiere della Lazio. Riparte la Lazio, palla al piede, scambio sulla corsia di sinistra, Palombi, ancora fallo laterale. La Lazio che è terza in classifica con 17 punti, ma ricordiamo che ha 3 gare da recuperare, quindi potenzialmente potrebbe essere nelle primissime, se non nella prima posizione. Anche al Chievo ha 2 gare di recuperare, proprio contro le romane, Roma e Lazio. Attenzione ancora la Lazio in avanti, ancora Visentini sul pallone sulla tre quarti, ma è fuori gioco, posizione irregolare. Come sempre si riparte da dietro con Zanoletti per Tunoaia, largo per Pecchini, Pecchini verso Tardini che cerca e trova Di Stefano, ha spazio davanti a sé, ancora Di Stefano sulla corsia di sinistra, fermata però dalla difesa laziale, recupera la palla Tardini, potrebbe metterla in mezzo, respinta dalla Lazio, lotta ancora dalla Giacoma e guadagna un'ottima rimessa laterale dalla Giacoma subito per Carraro. Cross in mezzo dalla Giacoma, spazza la difesa della Lazio, prova a partire in contropiede. Zanoletti recupera palla, dietro per Tunoaia, si fa vedere larga Pecchini. Ora Pecchini con calma cerca e trova Valentina Boni, suggerimento però fermato dalla difesa ancora della Lazio. Martin, lancio lungo, cercare Palombi che sfida Zanoletti, ma è brava però la giocatrice a non far passare al numero 9 della Lazio, Carraro. Passaggio un po' impreciso che però riesce a trovare comunque una sua compagna di tacco Di Stefano per Pecchini, chiude però Vesentin. Ecco, chiedo proprio a Giorgia se Di Stefano, una delle più attive in questi primi minuti, può essere proprio un'arma per il Chievo per reagire e provare a riagguantare il risultato. Sì, sicuramente è una giocatrice che ha del fisico e della velocità le sue armi migliori, quindi può far male sicuramente alla difesa. Ovviamente da poco con noi, quindi deve ancora un po' entrare nei meccanismi, però ha buone potenzialità. Intanto dalla Giacoma, scusami se ti interrompo per un attimo, aveva una buona occasione ma può ancora, entra in aria dalla Giacoma, perde forse il momento giusto per mettere al centro, però una buona iniziativa. Qui deve metterci una pezza Zanoletti che non fa fallo, continua il contropiede della Lazio, 3 contro 3, sbaglia però il suggerimento in avanti. Sì, scusami Giorgia. No, dicevo che appunto potrebbe far male alla difesa della Lazio, ma in realtà da queste prime battute direi che stanno giocando molto bene, anche dietro fanno girare palla, peccato per quel gol subito che era tutto che fuorché meritato, ecco, per ora. Eh sì, era evitabile, però comunque capita quando cerchi di spazzare via a pochi metri dalla porta, un gol sfortunato, però vedremo se riuscirà a reagire il Chievo. Per adesso comunque, come dicevi tu, ha dato segnali positivi. Sì, assolutamente, speriamo bene, dai. Ancora la Lazio da dietro, gamba rotta. Sulla corsia di sinistra avanza la Lazio, schierata bene però la formazione di Dalla Pozza, che proprio in questo momento recupera palla con Tardini che evita Adrian, prova il lancio per Di Stefano, solo per un attimo però recupera palla la Lazio che riparte ancora da Guidi, lancio lungo intercettato per un attimo dalla Giacoma. Qui ancora Vesentin sul pallone, fuori gioco di rientro però per la numero 99 della Lazio. Pecchini per Prost, battuto subito il calcio di punizione, qui impreciso il suggerimento di Stefano.
serie di contrasti in mezzo al campo, lottano Martin e Valentina Boni, ancora Vesentin sulla destra, sfida ancora una volta Pecchini. Tunoaia a terra senza fallo però secondo l'arbitro Vesentin, quindi riparte subito da Pilato la formazione giallo-blu per Pecchini. Pecchini dietro per Tunoaia. Zanoletti, Carraro. Sbaglia però il suggerimento per Carleschi, che è uno dei 3 cambi rispetto alla formazione di Como. Vediamo Pilato, Carleschi e, come detto prima, Valentina Boni. Sono le 3 modifiche della formazione iniziale di mister Dalla Pozza. Qui scambio sulla corsia di sinistra per la Lazio, ci mette una pezza Tunoaia. Brava recupero palla Carraro, fallosamente però secondo l'arbitro. Quando ci avviciniamo già al primo quarto d'ora dell'incontro, ricordiamo il risultato di 0-1 che premia gli ospiti a causa dello sfortunato autogol di Pecchini nei primissimi minuti dell'incontro. Ora gamba rotta, parte da dietro. Ancora Tardini che lotta in mezzo al campo, ma recupera palla la Lazio che prova a gestire. Ancora gamba rotta. E visto il risultato non sembra voler accelerare la Lazio, che però in questo istante prova una verticalizzazione. Vesentin lotta Tunoaia, recupera palla per Tardini verso un luogo dove non c'è nessuno, però recupera ancora una volta palla la Lazio. Cross in mezzo, Tunoaia svirgola, rimedia però Pilato. Lazio che è ancora imbattuta nel corso di questa stagione con 4 vittorie e 5 pareggi. Ancora Vesentin sulla destra. Vediamo se premierà la sovrapposizione di gamba rotta. E così il cross in mezzo, Pilato fa buona guardia e la fa sua. Carleschi, lancio lungo a cercare Valentina Boni. Ancora una volta recupera palla la Lazio. Sembra mancare un po' di precisione. Giorgia, dimmi se sei d'accordo negli ultimi diciamo 30 metri. Sì, purtroppo diciamo che è un po' il nostro punto debole dove dobbiamo migliorare. Poi sicuramente credo che i lanci non facciano per noi, cioè siamo una squadra che deve giocare palla a terra, quindi quando forziamo il lancio non riusciamo mai ad ottenere quello che vogliamo, quindi secondo me giocare palla a terra è la soluzione migliore, passaggi corti, veloci e nello stretto, e così riusciamo ad andare via. Lanciare forse è un po' l'ultima delle soluzioni che dovremmo adottare, ecco. Non è nelle vostre caratteristiche. La sensazione appunto che il Chievo riesce a recuperare palla al centrocampo, ma poi fatica a servire gli attaccanti. Sì, o siamo a volte troppo frenetiche, quindi appunto tendiamo a fare il lancio che poi non ci permette di ottenere i risultati sperati, o forziamo appunto una giocata perché non so, non abbiamo il coraggio a volte di tenere la palla, troppa frenesia. Però dovremmo avere un po' di personalità e provare ad essere efficaci anche negli ultimi metri, perché fino a lì ci arriviamo molto molto bene, quindi le capacità le abbiamo. Insomma, manca Bertolotti in mezzo al campo. Sì. Mi piacerebbe essere lì sicuramente, però credo nelle mie compagne, quindi sono fiduciosa. Ancora la Lazio, manovra difensiva. Lippmann, gamba rotta. Qui Tardini recupera la palla, Valentina Boni, spazio Carraro davanti a sé. Cerca e trova sulla fascia destra Dall'Aggia con il cross in mezzo. Lippmann ci mette una pezza e quindi corner anche per il Chievo. Buona questa iniziativa della formazione scaligera sull'asse Boni-Carraro. Brava anche Valentina, anche Dalla Giacomo a mettere in mezzo. Vedremo se
Valentina Boni cercherà il suggerimento corto per Tardini o proverà direttamente la battuta in the box. Qui dice qualcosa all'arbitro, chiede e ottiene la distanza, chiama lo scala Valentina Boni, cross in mezzo, potrebbe calciare a rete, la finta di Stefano, il tiro, Lippmann di testa, ci prova Prost, fuori però, impreciso il tiro di Eleonora Prost. Qui però un'altra buona azione, buona iniziativa di Stefano, ha provato il tiro, poi la respinta di testa di Lippmann, difensore centrale della squadra capitolina. Sensazione però che il Chievo resta assolutamente in partita, è attivo, non mancano le iniziative, non sta soffrendo neanche più di tanto quelle offensive della squadra biancoceleste. Manca solo appunto un po' di precisione negli ultimi metri. Qui gamba rotta, rimetterà con le mani. Qui il numero di esterno in mezzo, non arriva nessuno, sfila però al centro dell'area, l'iniziativa di Gianmarino. Quindi ancora palla recuperata dal Chievo quando siamo al 19esimo minuto di gioco, 1-0 per la Lazio. Si riparte sempre dal basso con Tunoaia per Pecchini. Qui si porta però, si trascina la palla fuori. E ancora rimessa laterale per la Lazio con Gambarotta. Si fa vedere a Martin, suggerimento invece per la Palondi che spalla alla porta, prova a proteggere palla, tocca per un attimo Tardini, troppo lungo però per Di Stefano. Gamba rotta per Martin, prova ad andare di tacco, capisce tutto però Eleonora Prost per Carraro, che allarga bene per Carleschi che ha tanto spazio davanti a sé. Ancora Carleschi per Valentina Boni, imprecisa la verticalizzazione, riparte ancora la Lazio con Palombi, recupera però Carleschi con la complicità di Zanoletti, dietro per Tunoaia, Zanoletti ancora, si attarda un attimo nel lancio e poi serve Carraro. Carraro dietro per Tunoaia, viene incontro Di Stefano, brava però a pescare Pecchini, scusate, ma un attimo lungo il passaggio di Tunoaia. Ancora Tardini un attimo di testa e poi rinvia di Gianmarino, anticipo di Zanoletti, Carleschi, Martini in mezzo al campo recupera. Lazio che nella scorsa stagione è arrivata terza, ma per il coefficiente correttivo è passato il San Marino in Serie A. Diciamo che una delle principali candidate alla vittoria finale è probabilmente l'obiettivo dichiarato dalla formazione bianco-celeste. Sicuramente sì, sarà una bella squadra, ma già anche l'anno scorso in realtà forse meritavano loro di salire. Poi vabbè, il coefficiente ha dato ragione al San Marino, però insomma sono una bella squadra e lo stanno dimostrando ancora anche quest'anno. Assolutamente, assolutamente, ricordiamo il campionato bloccato fine febbraio l'anno scorso, quindi l'unico modo che ha trovato la Lega per stilare la classifica finale attraverso il coefficiente correttivo, nonostante avesse più punti la Lazio, alla fine sono passati Napoli e San Marino.
Qui punizione al centrocampo affidata ai piedi della numero 10 Martin, ex attaccante titolare della nazionale spagnola, capocannoniere del campionato con 9 reti. Qui sembra provare la battuta a rete, vediamo se sarà così. Sì, ma debole, capisce tutto Carraro, riparte il Chievo. Tunoaia si propone sulla sinistra, Di Stefano, contropiede per il Chievo, potrebbe servire dalla Giacomo, trova Boni, ancora Tunoaia in proiezione offensiva che si accentra, il cross in mezzo, bello per dalla Giacomo che però non arriva. Ora Tardini può mettere per Valentina Boni sulla ribattuta, il tiro di Dalla Giacomo, parato però da Guidi. Buona anche questa azione del Chievo, che è partito velocissimo in contropiede, con Tunoaia che è andata a fare un po' l'esterno, l'ala offensivo, anche se in questo momento gioca da difensore centrale. Poi Boni ha provato l'imbucata per Dalla Giacomo, che ricordiamo è la capocannoniere del Chievo in questo momento con 4 reti. Buono anche il tiro, capisce tutto però Guidi. Ecco, in questo contropiede possiamo dire che ha trovato più lucidità del solito il Chievo, che ha fatto le cose giuste. Poi Esatto, lì ci siamo arrivati, siamo riusciti anche ad andare al tiro abbastanza pulito, poi purtroppo ci sono anche gli avversari e anche il portiere, quindi però Tardini. sicuramente una bella azione. Tardini con calma alla fine scucchiaia in mezzo, allontana la difesa della Lazio, rinviene Carraro solo per un attimo, però parte il contropiede della formazione biancoceleste. Boni però recupera una palla interessante, la finta di Valentina Boni sulla tre quarti al limite dell'area. Carraro evita un'avversaria, prova la scucchiaiata, allontana però, spazza la Lazio. Aggancio di Palombi, Prost brava a recuperare palla. Tunoaia con calma verso Pecchini, prestata da Visentin, la evita con una giravolta. Numero 13 e bandiera rossoblu che lotta ancora in mezzo al campo, qui però perde palla. Visentin, bravissima però Tunoaia, una delle più attente, una delle più positive, come spesso accade del Chievo. Te lo aspettavi, nonostante la sua giovane età, questo ruolo da protagonista? Molto spavalda, se così si può dire, quindi è una che si adatta molto all'avventura, alla situazione che c'è, quindi sì, dal suo carattere me lo aspettavo. Poi vabbè, è giovane, ha già avuto comunque esperienza anche con ragazze più grandi durante gli allenamenti, quindi sicuramente deve ancora imparare, ma ha già una bella esperienza nonostante la sua età, ecco. Ecco, Spavalda quindi fuori dal campo come in campo, perché Esatto. dimostra sempre molta sicurezza. Esatto, forse questo suo carattere sicuramente la sta aiutando, perché comunque non è semplice anche psicologicamente avere un impegno così grande così giovane. Assolutamente, però sta dimostrando, appunto, come dicevi tu, sicurezza. Centro la difesa del Chievo insieme a Zanoletti, che prova a contrastare l'azione offensiva proprio in questo momento. Il calcio d'angolo per la Lazio, non è molto d'accordo però il numero 27 del Chievo. Qui batte come sempre la numero 10 Martin, si formano le coppie in aria. E tutte al limite dell'area, raggruppate le giocatrici della Lazio. Forse è uno schema, vediamo. Cross in mezzo. E qui però fischia fallo l'arbitro, travolta Carleschi. Nulla di fatto quindi. Pilato batte basso per Zanoletti, largo per Carleschi, si fa vedere Tardini. Scambio 1-2 con Carleschi. Prost sbaglia però il suggerimento. Esce Pilato. Qui chiede palla a gran voce da Carraro. Vedremo se verrà premiata sulla fascia sinistra. Tunoaia.
Adesso sì, Carraro sulla sinistra, si fa vedere Di Stefano, pescata Di Stefano, un po' impreciso però il passaggio della Carraro. Chievo che ricordiamo è a 12 punti con 2 partite da recuperare. Ultima partita sconfitta esterna contro il Como, a fronte diciamo una dopo l'altra, 2 formazioni molto forti. Quindi il calendario non è diciamo non è dei migliori in questo momento, però bisogna affrontarle tutte, quindi prima o dopo. Ancora Pecchini sulle corsie di sinistra per Di Stefano. Tardini dietro per Zanoletti. Il lancio per Carraro. Carraro dentro l'area. La tocca però senza riuscire a metterla in mezzo. Quindi sfuma anche questa occasione quando ci avviciniamo alla mezz'ora dell'incontro. 1-0 ancora per la Lazio. Chiedo a Giorgia in cosa deve migliorare secondo lei il Chievo per far male alla Lazio, quindi cercare di riagguantare la partita. Ma allora devo dire che secondo me in realtà come ci stiamo comportando adesso può essere il modo giusto, perché comunque stiamo attaccando, non stiamo soffrendo troppo, le azioni le stiamo creando, quando non riusciamo ad andare avanti facciamo girare palle, non la perdiamo. Quindi secondo me dobbiamo solo continuare così, ci vuole come in tutte le nostre partite quel pizzico in più davanti e forse ci serve un po' di spavalderia come quella che dicevo che ha Tuno, prenderci la briga quando siamo lì, provare a tirare, che solo provando possiamo far gol. Assolutamente, attenzione Tardini sulla tre quarti, il passaggio per Dalla Giacomo che non arriva. Sì, la sensazione è che non abbia subito il contraccolpo psicologico del Chievo perché stava... No, assolutamente. Ma anche perché forse ci rendiamo conto anche noi che comunque siamo in partita e che il gol l'abbiamo preso alla fine per un piccolo demerito che poi è una casualità appunto nostra. Loro non hanno fatto nulla praticamente per fare quel gol, quindi la nostra consapevolezza della nostra forza c'è, quindi non dobbiamo assolutamente reagire negativamente alla sconfitta temporanea, ecco. Adesso atterrati in questo momento, se non vedo male, Dalla Giacomo. Sì, comunque questo è un aspetto sicuramente positivo. In altre partite magari dopo il gol degli avversari avete un po' indietreggiato e abbassato il vostro raggio d'azione, invece in questo momento state continuando a proporre il vostro gioco. Sì, noi senza diciamo subirlo. che poi siamo abbonate ad andare sotto quasi ad ogni partita, quindi tra virgolette siamo anche quasi abituate. Cross dentro per Dalla Giacomo, esce Guidi, un'altra occasione per Di Stefano, fallo però. È un'altra occasione interessante per il Chievo, ha provato un lob Dalla Giacomo, qui nello scontro però restano a terra sia la numero 29 del Chievo che il portiere della Lazio. Brava Prost a imbeccare Dalla Giacomo, ha provato il pallonetto, un'altra buona occasione per il Chievo per trovare il pareggio. Chievo che comunque è andata diverse volte sotto, ma tante volte anche rimontato, come a Tavagnacco, come contro il Perugia. Sì, è un po' la nostra forza, quella comunque di non mollare mai. Alcune partite siamo andate sotto e poi alla fine purtroppo siamo uscite sconfitte, però diciamo che il nostro gioco cerchiamo sempre di mantenerlo e di imporlo anche quando malgrado purtroppo siamo sotto. Comunque ormai è nel nostro DNA, diciamo, quindi noi proviamo sempre a giocare. Crederci sempre. Esatto. Ancora a terra Guidi, estremo difensore della Lazio. Si era alzata invece, se non sbaglio, sì, Dalla Giacomo. È una roccia, Stefi.
dalla Giacomo, che è stata appunto la miglior realizzatrice della scorsa stagione, seppur interrotta a metà a causa della pandemia virale, e che anche quest'anno sta trovando un buon feeling con il gol. Speriamo anche oggi, servirebbe. Abbiamo bisogno dei suoi spunti offensivi. Qui ancora gioco interrotto, si rialza proprio in questo momento Guidi, portiere della Lazio col numero 22. E quindi si riparte dolorante il portiere della Lazio, ma sembra potercela fare. Di Stefano, che nel frattempo è passata sulla corsia di destra e dalla Giacomo si è spostata a sinistra. È un po' una caratteristica del Chievo non dare punti di riferimento in avanti con il trio offensivo che ruota tanto. Sì, è proprio una delle cose che ci chiede il mister, cercare di non dare punti di riferimento, anche perché comunque siamo tutte molto rapide davanti, quindi è una caratteristica che dobbiamo assolutamente sfruttare. Valentina Boni protegge palla in aria dietro per la ricerca di una compagna, una serie di batti e ribatti. Tardini prova la conclusione, debole però. Lippmann, gamba rotta, non arriva però, è fallo laterale per il Chievo, in favore del Chievo. Pecchini lungo a cercare Tardini. Tardini protegge palla, prova il dribbling senza riuscirci. Rimessa laterale questa volta per la Lazio. Ancora Tardini a lottare con Martin, secondo l'arbitro fallosamente, quindi punizione per la Lazio. Ancora 1-0 il risultato. Gamba rotta dietro per Lippmann. Ancora gamba rotta sulla destra. Capisce tutto Pecchini dalla Giacomo, dietro per Tardini. Dunoia ancora con Tardini. Buono il gioco, palla altera del Chievo, cambia gioco, numero 25 giallo-blu, trova Carleschi che ha spazio davanti a sé, avanza Carleschi, si fa vedere Valentina Boni, solo per un attimo non riesce ad arrivare all'appuntamento con la sfera. Palla ancora però del Chievo, che è un'altra occasione ancora in avanti, come nella maggior parte alla fine di questa prima frazione. Prost a cercare Carraro, spazza via di testa Martin, di testa anche Carleschi. Qui chiede un fallo di mano Zanoletti, non è d'accordo l'arbitro, quindi continua l'azione della Lazio. Serie di contrasti a centrocampo, ne esce Martin, suggerimento per Cuschieri, e qui fallo, prima ammonita dell'incontro. Carraro che ha cercato di evitare appunto la percussione di Cuschieri. Qui forse nella paura della conclusione della numero 8 della Lazio, Carraro ha provato a trattenerla. Sarà ancora Martin, come tutti i calci da fermo di questa partita, a provare la conclusione, questa volta molto probabilmente a rete da quella posizione. Ma Martin di destro, para però bene Pilato senza problemi. Precisa ma debole la conclusione della numero 10 biancoceleste. Vedremo se Pilato adesso andrà a rinvio, e così rinvio lungo. Testa Tunoaia dalla
anzi Carraro arriva in anticipo, lotta a centrocampo. Lippmann prova a cambiare gioco sulla sinistra. Qui brava in fase di ripiego anche Di Stefano. In questo momento lotta Zanoletti, raddoppiata proprio sulla bandierina del corner, e subisce fallo di esperienza questa giocata della Zanoletti. Cosa vi ha dato in più Zanoletti, chiedo a Giorgia, rispetto allo scorso anno? Comunque il Chievo ha sempre avuto una buona difesa, però comunque l'esperienza di Stefania Zanoletti parla per lei suo palmarès, credo abbia migliorato ulteriormente questo reparto. Sì, assolutamente. Come esperienza proprio all'interno della squadra, come dicevo prima anche per Valentina, sono persone molto importanti per noi giovani, perché sono come un esempio, una guida da seguire. Il fatto che poi faccia anche il difensore centrale è anche un valore aggiunto, nel senso che di solito il difensore centrale guida un po' tutta la squadra, perché è quello che vede di più oltre al portiere, e quindi averla lì dietro per noi è una sicurezza. Col fatto che poi purtroppo Francesca Salaorni è stata infortunata, se fosse mancata oltre a Sala anche Zanoletti sarebbe stato un ulteriore problema. Quando Tardini al limite dell'area prova il tiro, blocca in due tempi Guidi, stava per arrivare anche Di Stefano, c'era fuori gioco, però un altro tiro interessante, un'altra azione interessante da parte dell'11 giallo-blu. Questa volta ci ha provato Tardini, ottimo l'inserimento sulla sinistra, il tiro, brava ancora però Guidi. Scusami Giorgia, no, però figurati. ti interrompo È ancora una bello volta per le nostre infatti azioni, quindi va benissimo. per l'ennesima azione positiva del Chievo manca appunto solo la precisione, diciamo così, in questo caso forse la forza sotto porta. Sì. Ci ha messo del suo anche Guidi, Assolutamente. però in questo momento ai punti meriterebbe, se c'è una squadra che meriterebbe di essere in vantaggio. Decisamente. È che diciamo che anche quest'anno la fortuna sta girando poco dalla nostra parte, quindi dobbiamo essere ancora più forti anche della fortuna. Fra pali e, esatto, e infortunati, sì. Anche nell'ultima partita, seppur finita 3-0, sul 2-0 Zanoletti ha preso un palo un clamoroso, esatto. Tra l'altro ribattuta. Di solito 9 volte su 10 quando ribatte sul portiere va in rete, invece è andata fuori. Avrebbe potuto riaprire comunque in qualche modo. Esatto, magari poi non sarebbe cambiato nulla, però fa anche morale, ecco, sicuramente. Assolutamente sì. Adesso riparte Lazio, sempre ai piedi di Lippmann. Pesentin, ottimo lo stop, poggio dietro, capisce tutto Tunoaia, Pecchini, Tardini, qui ha spazio davanti a sé, potrebbe servire Carraro, Valentina Boni. Qui un passaggio a metà strada fa Valentina Boni e Di Stefano. Rimessa laterale per il Chievo, dalla Giacoma per Pecchini, prova a evitare un avversario. Pecchini entra in aria, cross in mezzo di sinistro, ribattuta della difesa laziale. Tunoaia prova il traversone, si inserisce anche Carraro, fuori gioco però. Non è molto d'accordo la numero 8 giallo-blu, fuori gioco di rientro. Qui Pecchini è un po' come dire, cioè riesce a giocare sia a destra che a sinistra. Abbiamo visto in questo caso era obbligata a usare il sinistro, però l'ha fatto anche discretamente bene. Sì, diciamo che i nostri terzini sono abituati a doversi adattare, perché anche lì a causa di infortuni hanno dovuto giocare sia a destra che a sinistra, quindi questo è anche un aiuto, perché comunque avere dei difensori, anche oltre comunque ai centrocampisti e gli attaccanti, che magari tecnicamente sono un po' più forti, avere dei difensori bravi con entrambi i piedi secondo me fa tanto. Assolutamente sì, versatile Pecchini, che prova l'avanzata proprio in questo momento. Qui trattenuta, secondo me anche fallosamente, da un avversario, continua per il vantaggio. Fallo questo senza dubbio su dalla Giacoma. Quindi altro calcio di punizione da buona posizione per il Chievo. Qui probabilmente Valentina Boni cercherà la testa di Zanoletti o comunque delle Torri.
No, in questo caso batte Di Stefano, che si incarica di quello che probabilmente sarà un cross in aria. Cross di Stefano, non arriva Carleschi, tende il contropiede la Lazio e qui fallo di Pecchini. Si continua per un attimo per il vantaggio e poi fischia l'arbitro, che è una specie di fallo tattico di Pecchini, perché sarebbe stata dura contrastare Esatto, nelle ripartenze. 2 contro 2 della Lazio. Lippmann, lancio lungo per Martin, arriva prima però Carleschi, qui la mette giù Carraro, Zanoletti, largo ancora per Carleschi, Carraro, serve ancora il numero 5 del Chievo, che riparte da Zanoletti, Dunoia, Pecchini, prestata da Vesentin per Dalla Giacomo, non riesce a girare verso una compagna. Martin dietro, Palombi, suggerimento dietro per ancora qui Palombi al limite dell'area, recupera però ancora una volta, è bravissima Tunoaia, molto attenta, combattiva come sempre al centro della difesa giallo-blu. Qui Tardini per Prost, Carraro, si fa vedere a destra Di Stefano che sfida in velocità l'avversaria, la mette in mezzo, arriva prima la difesa della Lazio che spazza, ancora un'occasione però per compagine Scaligera con Carleschi, qui forse sceglie male il tempo Zanoletti, Vesentin può arrivare prima di Pilato, la porta è sguarnita, il tiro, il palo, ancora Vesentin dietro per Martin, cerca il tiro e arriva il 2-0 della Lazio. Si fa trovare impreparato nel corso di questo contropiede il Chievo, prima il palo di Vesentin che aveva evitato Pilato, poi sulla ribattuta è arrivata Martin che ha messo dentro per il 2-0. Non ci voleva prima dell'intervallo. Assolutamente sì, questo è soprattutto per quello che è maturato in questi primi 45 minuti, che sono agli sgoccioli. Esatto. Abbiamo visto molto più Chievo che la Lazio, poi è stata cinica la formazione capitolina a sfruttare quella che è stata l'unica occasione, perché sì. l'altro gol se l'è fatto da solo il Esatto. Chievo, l'unica occasione davvero importante capitata in questo incontro. Proprio nel tentativo di cercare il pareggio, forse il Chievo si è un po' scoperto. Esatto, un po' sbilanciate e poi ci si trova un po' impreparate, però questo è quello che dico quando la fortuna non gira dalla nostra parte. Eh sì, prima un episodio sfortunato e poi questo contropiede fulmineo che ha premiato ancora una volta la Lazio, quindi 2-0. Ancora la Lazio avanti, Palombi si gira, spalla alla porta, serve Adrian, recupera Prost, palla per Valentina Boni, questa volta ci prova il Chievo con il contropiede per Dalla Giacoma, viene in mezzo al campo, prova il lancio, intercettato però dalla Lazio. Ancora Palombi, spalla alla porta, evita Zanoletti, cerca Vesentin, esce bene però Pilato. Zanoletti, largo per Carleschi. Rimessa laterale per il Chievo. Carraro. Perde palla però. Qui altra verticalizzazione di Martin, corre Vesentin, corre anche Tunoaia che arriva per prima e protegge palla. Il calcio d'angolo secondo l'arbitro.
Qui intanto il tabellone luminoso segna 1 minuto di recupero, quindi 1 minuto per la fine della prima frazione di gioco fra Chievo e Lazio. 2-0 per gli ospiti in questo momento il risultato parziale. Ricordiamo le reti sono di Martin, che ha firmato il secondo gol. Il primo gol è stato un'autorete di Pecchini sui sviluppi di un calcio d'angolo. Proprio Martin, ancora da corner, il cross in mezzo, esce Pilato con... adesso spazza però la difesa del Chievo, arriva prima Carraro, lancia a cercare Di Stefano, un altro campanile verso l'area, arriva ancora una volta prima già da Pilato. Vediamo se ci sarà l'ultima occasione del Chievo per accorciare le distanze. E qui proprio sul più bello, quando aveva recuperato palle il Chievo. Sembrava troppo bello. Se no. Duplice fischio dell'arbitro che manda tutti a bere un tè caldo, quindi risultato parziale di 2-0 per la formazione ospite. Come abbiamo detto largamente con Giorgio in telecronaca, comunque un ottimo Chievo, un buon Chievo, ancora una volta sì. però sfortunato. Meritava qualcosa di più. Tu che conosci bene il tuo mister o comunque le dinamiche nello spogliatoio, secondo te cosa dirà? Quanto saranno arrabbiate in questo momento le tue compagne e se possibile cosa deve fare il Chievo per provare a svoltare la gara? Ma sicuramente un po' di nervosismo, ma anche inconsciamente ci sarà, perché ci hanno provato in tanti modi e poi purtroppo si sono viste fare questo secondo gol che secondo me assolutamente questo era da evitare, perché appunto poco prima dell'intervallo è un duro colpo, però sono sicura che torneranno in campo non abbattute assolutamente, ma continueranno a provare a fare il nostro gioco, perché è quello che abbiamo fatto tutto il tempo. Siamo riuscite contro una squadra forte come la Lazio, quindi perché dobbiamo evitare di farlo? Anzi, dobbiamo continuare e dimostrare che comunque ok, abbiamo preso 2 gol, ma ci siamo state, li abbiamo messi in difficoltà. Assolutamente sì, il Chievo è senza dubbio in partita, quindi noi ci fermiamo per 10 minuti. In questo momento Chievo 0, Lazio 2, ci prendiamo una piccola pausa fra 10 minuti, ci vediamo sempre in diretta qui su Avelia dallo stadio Aldo Lividiere di Verona. Ciao, a dopo. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Poi a campo il professore.
Boh, credo proprio su di netto. Ah, quello molto.
E ben trovati sempre in diretta dallo stadio Aldo Olivieri di Verona per il recupero dell'8ª giornata di campionato fra Chievo e Lazio. Già partite le due squadre. Vedremo se i due allenatori hanno effettuato dei cambi, ma sembrano gli stessi 22 della prima frazione, anche se abbiamo visto scaldarsi diversi elementi, soprattutto sulla panchina del Chievo. Qui Valentina Boni, parte subito forte il Chievo, cerca di pescare Di Stefano, un attimo lungo però il suggerimento in avanti della numero 10 Benacenze. Qui si scalda soprattutto Mascanzoni e Salimbeni, che prendono le direttive dal mister in seconda. Vedremo se si affiderà proprio a loro mister Dalla Pozza. Qui fa buona guardia Pecchini dietro per Tunoaia. Carraro. Uno 2 di Carraro con Dalla Giacomo non completato, fa sbattere sulla numero 29 giallo-blu Martin e recupera palla rimessa laterale per la Lazio. Chiedo subito a Giorgia, che ringrazio ancora per la disponibilità e per il prezioso contributo al commento tecnico, cosa possono portare Salimbeni e Mascanzoni se entreranno come probabile in campo nel secondo tempo? Ma sono due giocatrici che hanno molta grinta, cattiveria agonistica, quindi sicuramente in mezzo al campo Lucrezia e anche più avanti Diana saranno sicuramente importanti, perché sono sicura che non molleranno mai, e poi forze fresche a partita in corso fanno sempre bene, quindi se entreranno bene in partita secondo me potranno dire la loro. Cattiveria agonistica forse sono le parole che più si addicono a Salimbeni, che è una delle... Sì, esatto. Una grande lottatrice. Sì, è una delle nostre centrocampiste. Abbiamo tutti delle caratteristiche diverse, c'è chi è più tecnica, chi è più di impostazione. Lei Come forse te? è un po' più è un po' più grintosa, però in queste partite servono anche Serve queste tutto. giocatrici, esatto. Ancora Vesentin prova a prolungare di testa, senza fortuna però. Palla ancora una volta per il Chievo. Qui lotta ancora Tardini sulla corsia di sinistra, ancora rimessa laterale per la formazione giallo-blu. Recupera palla Lazio con Martin. Ora difensiva della formazione biancoceleste, lancio lungo a cercare Palombi, anticipa di testa però Zanoletti per Tardini. Carraro dietro per Prost, che ricomincia da Tunoaia. Si allarga nel frattempo Pecchini, che riceve, ha spazio davanti a sé. Qui ancora un'avanzata palla al piede di Pecchini, che subisce anche fallo. Ottima iniziativa della numero 13 giallo-blu. Fra le bandiere di questa squadra, assieme a Salaorni e Peretti, che però ha qualche problema fisico. Qui intanto accelera il riscaldamento Mascanzoni. Buona occasione per Valentina Boni per scucchiaiare in mezzo. Fischia l'arbitro, va Valentina Boni, esce però Guidi, la fa sua. Parte da dietro ancora la Lazio con Savini. Verticalizzazione interrotta però dal lavoro di interdizione di Carraro, proprio il numero 8 che si appoggia dietro per Tunoaia. Tunoaia per Pecchini. Ancora spazio davanti a sé, Pecchini per Di Stefano, che riceve, raddoppiata, buon lavoro, imprecisa però nel suggerimento per Prost. Lotta ancora insieme a Valentina Boni, adesso evita un avversario Tardini. Tardini al limite dell'area, può provare il tiro ed è così Carraro finisce però sul fondo.
Prima conclusione quindi verso la porta di questa ripresa per il Chievo, che sembra aver cominciato il secondo tempo come aveva concluso il primo. Esatto, insistiamo. Ancora Savini. Castiello per Palombi che protegge spalla alla porta. Savini recupera Carraro solo per un attimo, però Lippmann avanza alla numero 4. Ancora la squadra biancoceleste che parte dalla difesa, lancio lungo per Martin, un po' sguarnita in questa occasione la faccia destra del Chievo, cross in mezzo di Martin, Mamma. sfiora qui per la seconda volta Questo non lato ce lo do. meritavamo se entrava. No, per fortuna questa volta finisce al lato. E quindi il primo cambio quando siamo al quinto minuto di gioco, come preannunciato prima, Salimbeni prenderà il posto di Silvia Carraro. Cosa cambia secondo te in mezzo al campo? Salimbeni abbiamo già detto è molto combattiva, ha tanto spirito agonistico. Esatto. Speriamo che riuscirà a rompere le loro azioni, il loro gioco, e poi speriamo che le altre nostre centrocampiste, quindi magari Sara o Ele, che sono un po' più tecniche, riescano ad impostare bene per la nostra fase offensiva. Quindi un po' una collaborazione tra il centrocampo, c'è chi rompe il gioco e chi poi imposta. Qui corner per Lazio, affidato ancora a Martin che chiama lo schema. Cross in mezzo, Lippmann di testa, alto però. Quindi prima conclusione. No, qui l'arbitro indica ancora corner, quindi evidentemente c'è stata una deviazione. E ancora calcio d'angolo per la squadra capitolina. Ancora Martin sul pallone. Da tenere sott'occhio ancora proprio Lippmann, marcata da Zanoletti. Questa volta suggerimento corto. Cambia gioco la Lazio, prova ad arrivare Palombi. Pecchini però mette il corpo e di esperienza guadagna un'ottima punizione. Battuto subito calcio di punizione con Tunoaia che avanza, cerca Zanoletti, in incontro Salimbeni, primo pallone toccato dell'incontro per il numero 26 in prestito dall'Hellas Verona. Qui trova Di Stefano e Tardini a lottare sulla corsia di sinistra, arriva anche Pecchini per Di Stefano che potrebbe anche tentare il tiro, si allarga invece per Salimbeni che però manca l'appuntamento col pallone. Lo ritrova però Valentina Boni, rimessa laterale per la Lazio. Qui era una buona occasione comunque sulla tre quarti avversaria, come dicevamo prima, un po' di precisione, un po' di attenzione. Ad esempio questa era da sfruttare meglio. Alla fine i dettagli fanno la differenza, soprattutto gli ultimi 25 metri. Qui Salimbeni per Prost, Zanoletti, Pecchini. Verticalizzazione per Di Stefano che protegge palla e viene bene. Qui fa ammonire la numero 4 Lippmann, che è la prima ammonita per la Lazio. Qui ottimo il lavoro di Stefano, come dicevamo prima, ha fatto vedere un po' quelle che sono le sue qualità, oltre alla corsa anche la protezione palla, sa sfruttare bene il suo fisico. Ha un buon fisico, esatto, deve sfruttarlo. Probabilmente a lei manca solo un po' la conoscenza delle compagne, degli schemi di gioco. Entrare un po' esatto nel gioco, capire un po' i nostri schemi, dare la palla a volte magari un po' prima, perché comunque le ragazze giovani hanno spesso questo difetto, chiamalo come vuoi, a volte è un difetto, a volte è un pregio, di tenere un po' troppo la palla, quindi quando capirà quello potrà essere davvero importante. Sì, è l'incoscienza dei giovani che magari vorrebbero fare tutto da soli, vorrebbero spaccare in due il mondo, però quando c'è da capisci affinare. che invece insieme puoi arrivare più lontano che da solo, allora lì è fatto centro. Eh sì, va avanti qui in realtà a metà campo la Lazio. Qui
Martin ancora sul pallone, che è il centro del gioco offensivo della Lazio. Qui recupera palla Carleschi, attaccata, Vesentin la porta via, sfida Tunoaia che però è dura a farsi superare, numero 6 giallo-blu. Qui secondo l'arbitro il pallone è uscito, quindi rimessa laterale per la Lazio quando siamo al 10° minuto di gioco, ancora 2-0 per la squadra biancoceleste. Metterà in gioco Cuschieri, scambio con Vesentin, raddoppiata Salimbeni che fa sbattere il pallone sull'avversario e recupera un ottimo fallo laterale. Ancora Salimbeni. Qui resta a terra una giocatrice della Lazio, toccata fasolosamente secondo l'arbitro, quindi calcio di punizione dalla 3/4 per l'11 laziale. Intanto si è tolta anche la pettorina da Diana Mascanzoni, quindi sarà probabilmente il secondo cambio della squadra di Dalla Pozza. Sul pallone Cuschieri, anche lei chiama lo schema. Rossi in mezzo a cercare Martin, troppo lungo però, quindi si riparte dalla rimessa dal fondo. Secondo te chi uscirà al posto di Mascanzoni? Ma sicuramente o Di Stefano o Dalla Giacomo, credo. Non so se magari opterà per Di Stefano, che anche domenica ha avuto un risentimento al polpaccio, quindi magari anche per preservare la condizione fisica proverà un cambio con lei. Anche perché la Boni difficilmente, cioè valla a spiegare tu alla Boni dopo 3 partite non giocate no, di esatto. tirarla Dopo fuori. una sosta immeritata, Ecco. sarebbe un altro colpo basso e poi comunque credo che stia dando equilibrio alla squadra, quindi penso che Valentina debba rimanere in campo. Dalla Giacomo dietro per Tunoaia, Salimbeni, poco movimento però della compagna, si riparte da dietro, adesso si va a Pecchini. Adesso sarà più difficile perché la Lazio sicuramente si chiuderà dietro un po' tranquilla dei 2 gol di vantaggio, quindi trovare spazi sarà più dura. E si proverà a gestire, non ha nessun interesse ad Esatto. accelerare. Adesso Valentina Boni sulla sinistra, serve Pecchini che può metterla in mezzo, sfida Lippmann, recupera però la difesa della Lazio, ancora Lippmann per Martin. Sbaglia però il rinvio, qui inciampa un attimo sul pallone Salimbeni, allarga però bene per Dalla Giacomo, scambio ancora Salimbeni, pallone per Di Stefano, è fuori gioco però dalla numero 19. Peccato anche qui, buono scambio fra Dalla Giacomo e Salimbeni, un attimo imprecisa con l'appuntamento con la sfera, però anche qui forse si poteva far meglio. Sì, forse anche tirare un attimo prima è proprio quello che ci manca, prenderci la responsabilità di tirare. Tanto sbagliamo tutte, quindi perché non provarci? Poi finisci l'azione così senza aver concluso niente e allora dici forse era meglio tirare prima. È che dobbiamo capirlo noi. Poi vabbè, in campo è diverso ovviamente, accade tutto in una frazione di secondo, è anche più difficile pensare, però Certo. Quindi il tiro da fuori potrebbe essere un'arma da sfruttare, sì. Anche perché sono giocatrici che ce l'hanno sì, nelle ma il tiro, caratteristiche. cioè abbiamo giocatrici che possono tirare tranquillamente da fuori area. Qui Cuschieri recupera palla Tardini per Valentina Boni, Tardini si fa vedere, servita proprio Tardini, forse un po' lungo il suggerimento, prova a metterla in mezzo, recupera però la difesa della Lazio, che anche qui nonostante quello che dicevamo prima ha lasciato spazio soprattutto sulla corsia di destra, spazio che Sì, potrebbe sfruttare era un po' meglio. scoperta, esatto. Nonostante il doppio vantaggio, provano ancora ad attaccare. Qui altro cambio, Di Stefano esce Di Stefano, sì, è o proprio il Dalla cambio. Giacomo.
No, No, dalla Giacomo. Dalla Giacomo ad uscire entrerà Mascanzoni col numero 11. Diana, che è una giocatrice molto importante per voi, ricordiamo anche la doppietta di Brescia, Sì, poi esatto. probabilmente deve trovare la condizione migliore perché si è fermata Sì, un attimo. uno stop forzato, però è una giocatrice molto dinamica con tanta forza di volontà, quindi sicuramente non faticherà a arrivare in condizione presto. Vediamo cosa riuscirà a dare in questo secondo tempo lo numero 11 che era già tornato in campo in uno spezzone dell'ultima partita contro il Como. Qui Martin lungo per Pecchini che anticipa di testa Tardini. Primo pallone dell'incontro per Mascanzoni. Qui Baricento altro del Chievo che anche questo secondo tempo sembra fare la partita. Qui scambio di Salimbeni con Boni che non arriva, però ancora Carleschi largo per Mascanzoni. Bella Cerca palla. di imbucare per Di Stefano. Ottima la palla di Mascanzoni che oltre alla corsa, alla forza di volontà ha anche un buon piede, quindi lo ha mostrato anche in questa occasione. Esatto, può dare dei begli spunti anche oltre in fase realizzativa, ma anche proprio di ultimo passaggio, che è quello che poi forse ci manca più di tutto. Sì, la sensazione è che è un attimo più lucida di solito Sì. rispetto alle compagne offensive. Attenzione, sbaglia però Carleschi qui nel disimpegno difensivo, ci mette una pezza però Eleonora Prost. Salimbeni per Mascanzoni. Qui sbaglia però col sinistro Mascanzoni, ha un'altra opportunità. Salimbeni, Prost, tunnel danni di Martin, velo di Tardini per Pecchini. Pecchini doppio passo. Cioè, quindi La qualità c'è, direi. in questo momento sembra il In Chievo in una sola vantaggio. azione. Un tunnel, un velo, un doppio passo. Cosa vuoi di più? Diciamo che nei termini dello spettacolo il Chievo non disdegna. no, assolutamente no. Speriamo un po' di Dai, cinismo in perlomeno più, facciamo divertire col gioco, poi il risultato un po' meno. che purtroppo nel calcio non è un dettaglio, però, Assolutamente no, è la cosa più essenziale, ma però ci lavoriamo, dai. parlavamo prima con Giorgia nell'intervallo, ha sbagliato davvero poche partite il Chievo, che si è fatto quasi sempre apprezzare dal Sì. punto di vista del gioco. Qui in mezzo Valentina Boni, troppo lungo però per Zanoletti. Sì, avremmo dovuto raccogliere molti più punti, a mio parere, dalle prestazioni che abbiamo fatto. Purtroppo dobbiamo lavorare proprio su questo, a volte non è chi, anzi sempre, non è chi gioca meglio che vince, ma è chi è più lucido e più efficace sotto porta, e a noi spesso è mancata questa, nonostante la prestazione ci sia stata. Quindi è qualcosa che dobbiamo assolutamente migliorare, perché le capacità le abbiamo. Carleschi sulla destra, cambia gioco, recupera però la difesa della Lazio. Ancora Tardini, si appoggia dietro Tunoaia. Carleschi recupera, guadagna un fallo laterale. Non arriva Martin, ne approfitta male però Prost. Tunoaia non riesce a pescare Tardini e qui fallo in mezzo al campo ai danni di Vesentin. Ricordiamo la prossima settimana pausa del campionato di Serie B, si riparte dal 17 gennaio, il Chievo sarà impegnato sul campo del Pontedera e forse ci sarà la nostra Giorgia Bertolotti. Spero proprio di sì, non che non mi sia dispiaciuto essere qui, ma preferisco nettamente stare in campo. Magari per post carriera è un'idea. Esatto, dai, ho un'alternativa valida. Anzi, chiediamo ai nostri followers di votare il commento tecnico di Bertolotti, per me il massimo dei voti. Anzi, non diciamo nulla per Pontedera per non dare vantaggio agli avversari. No, però esatto, se no dopo si preparano, corrono ai ripari.
in caso comunque abbiamo visto che il suo contributo è prezioso come a centrocampo, come In in ogni cuffia. caso qualche lavoro da fare lo trovo. Tutto fare Esatto. Bertolotti. Qui fallo ai danni della Lazio, che fa con calma giustamente visto il risultato Beh, parziale quando siamo chi al non lo 20° farebbe? minuto. Vesentin punta Tardini, entra in area Vesentin, Prost però mette fuori. La giocatrice è molto veloce, Vesentin, è molto brevilinea, però in realtà grazie ai frequenti raddoppi del Chievo, diciamo, ne ha Sì, sofferto l'abbiamo relativamente. contenuta bene, diciamo. Qui anche oggi la conferma che la forza della Lazio è la Martin in mezzo al campo, che sembra un po' la regista offensiva di questa squadra. Eh sì, è la punta centrale, ma spesso rientra per far partire l'azione o comunque fare l'ultimo passaggio. Poi vabbè, anche il fisico sicuramente l'aiuta. Sì, una punta mascherata un po' da trequartista, Esatto, perché viene un molto falso incontro. 9. È che lei che è spagnola andiamo a nozze, quindi chi meglio di lei. Ancora Valentina Boni, però perde il pallone, lancio lungo a cercare proprio la Vesentin, Tunoaia però è una sicurezza, appoggio dietro per Pilato, di tacco Prost per Tardini, di tacco anche lei per Pecchini. Pecchini però sbaglia il suggerimento indietro, recupera palla Lazio. Lippmann, e anche lei molto bene, sia per fisicità sia per attenzione. Sì, anche lei è una di grande esperienza, se non sbaglio gioca anche nella sua nazionale, quindi sono cose che contano. Qui Carleschi che però ingespira sul pallone, perde palla, Palombi punta a Zanoletti, qui verticalizzazione, capisce tutto come sempre Tunoaia, Zanoletti. Anche in questo incontro il Chievo ha subito 2 gol, però cosa si può dire a Zanoletti e Tunoaia che in questa partita hanno Molto bene, fermato. davvero. Molto ordinate, sempre attente e pronte. Forse un'unica svista, diciamo, la scelta di tempo Sì, sul secondo sul gol, secondo gol di esatto. Zanoletti, che ha calcolato male il rimbalzo del pallone. Però diciamo poi è stata una dinamica strana, perché c'è stato un batti e ribatti, sì, un esatto, palo. poi dopo Quindi è c'è difficile. stata un'ulteriore sfortuna oltre all'errore in primis di Zanoletti. Palombi dietro, ancora Palombi solo per un attimo di Stefano, che nonostante il risentimento di cui parlava prima Giorgia, continua Non si sta a correre, risparmiando. sì, anche in ripiego, in fase difensiva. Esatto. Salimbeni parte palla a piedi, serve Valentina Boni, qui evita un'avversaria, entra in mezzo al campo, prova il cambio gioco proprio per Di Stefano, prende Mascanzoni che prova il tiro verso la rete, impreciso però il tiro della numero 11 giallo-blu, che in questo momento si posiziona al centro dell'attacco. Intanto si scaldano altre 3 giocatrici del Chievo. Sì. Martin di sinistro, lungo, cercare Palombi, lotta Zanoletti, Palombi il tiro, presa sicura però di Giada Pilato. Quando ci dovrebbe essere anche il primo e il secondo cambio per la Lazio, pronto il tabellone luminoso, dando il rilancio di Pilato. Palombi, appoggio dietro per Martin, per Vesentin che entra in area, Vesentin sfida Pecchini, arriva anche a supporto Zanoletti, pallone dietro recuperato per il Chievo, che qui ha spazio in mezzo al campo con Salimbeni, gioca bene di corpo Di Stefano, adesso Tardini, largo per Valentina Boni, suggerimento per Di Stefano che prova il tiro, sicuro ancora però il numero 22 della Lazio, Guidi. Bella azione anche Sì. questa. Ecco, forse Di Stefano ha dato anche quegli strappi che mancavano in fase offensiva. Sì,
Sì, no, sicuramente ha fatto una buona partita e ha anche avuto diverse occasioni, o comunque è stato protagonista in diverse occasioni offensive, quindi di buon auspicio Per il per il futuro. ritorno, speriamo. Stefano che è in prestito fino alla fine di questa stagione della Juventus, con cui ha ben figurato, ha vinto anche un torneo giovanile di Viareggio con l'Under 17. Qui Cuschieri lungo per Vesentin, sfida ancora Tunoaia, questa volta però commette fallo al numero 6 giallo-blu. Solo 2 ammonite finora, Carraro per Chievo Verona Women, Lippmann per la Lazio. Intanto 2 cambi per la formazione biancoceleste, vedremo se l'arbitro concederà adesso il permesso di entrare in campo o aspetterà la battuta della punizione. Entra Proietti ed esce Cuschieri per la Lazio. Secondo cambio entra Pittaccio, dovrebbe uscire la numero 9 Palombi. Non cambia niente dal punto di vista tattico, attaccante per attaccante, centrocampista per centrocampista. Forze fresche però anche per la Lazio. 2 cambi finora anche per il Chievo, però abbiamo visto tanto movimento, soprattutto se non vedo male Stella Botti, Martani E Chiaramele. e Chiaramele. Ricordiamo i 5 cambi che sono un fattore importante nell'ultima mezz'ora di gioco, che è quella che spesso decide la partita. Qui intanto occasione pericolosa per la Lazio, probabilmente proverà la battuta a rete la numero 6 Savini di destro, il tiro, respinge in calcio d'angolo Pilato. Buona la parata di uno dei nuovi acquisti giallo-blu. Qui corner quindi per la Lazio, chiamato ancora una volta lo schema, Martin sul primo palo. Qui Lippmann anticipa tutti, la palla resta lì, una serie di batti e ribatti, bisogna spazzare via. Qui protegge alla fine Tardini, però è corner ancora per la Lazio. Qui pericolo perché la palla non sembrava Non se ne voleva andare. andare via, infatti. Però ci ha messo una pezza anche in questo caso la difesa del Chievo. Qui cambia il battitore del corner, che di solito è stato Martin. Infatti ci si chiedeva come è possibile, forse una delle più alte della Lazio, che non va a Andarla a saltare. battere, esatto. Però- Beh, per noi un bene. Qui il tiro ribattuto. Ancora Tardini di Stefano alla caccia della palla. Prost prova a intervenire su Martin. Il cross in mezzo, fuori gioco però della numero 10 spagnola. E quindi ancora 2-0 per la Lazio, purtroppo. Quando ci avviciniamo alla mezz'ora della seconda frazione. Qui intanto toccata fallosamente Salimbeni nei pressi della panchina ospite, speriamo non sia nulla di grave. Lo scontro con Vesentin, se non ho visto male, con Visentin. Quindi interrompe il gioco. Resta fuori per il momento Salimbeni, che si rialza proprio in questo momento e riparte il gioco con Salimbeni ancora dolorante, fuori momentaneamente in 10 il Chievo. Qui spazza via Mascanzoni, che probabilmente mette fuori per favorire il rientro della compagna, così. Qui proprio la nuova entrata Pettaccio scambia adesso con Martina, arriva prima Salimbeni,
che non sembra aver accusato il colpo. No, anzi. Recupera palla, adesso Pecchini, palla al piede, entra dentro il campo, Boni dietro per Prost, allarga per Carleschi. Carleschi evita un'avversaria, cerca Valentina Boni, la palla sfila. Qui di petto la stoppa Prost, che però non riesce a dribblare Martin. Lancio lungo per la nuova entrata Pittaccio, arriva prima però Zanoletti, Pilato, Tardini, Zanoletti, si muove in avanti Di Stefano, servita invece Valentina Boni, senza fallo secondo l'arbitro. Recupera la palla la Lazio, Savini, qui brava Mascandoni ad arrivare prima, non arriva però Prost. Zanoletti lotta con Martin, ha la meglio e subisce fallo. Qui riparte subito da dietro il Chievo con Tumaia, Zanoletti, Tardini. Valentina Boni viene incontro, può servire Di Stefano però in modo impreciso. Lotta ancora Valentina Boni, Salimbeni. Capisce tutto Carleschi, dentro per Prost. Aggancia Salimbeni, la gira però non trova la compagna. Visentin lungo per la nuova entrata Pittaccio, arriva prima Tunoaia, Pecchini, qui evita Visentin, perde palla però in questa occasione Pecchini, che proprio forse a causa della sua posizione sulla sinistra, lei che è un destro naturale tende spesso a rientrare dentro al Sì. campo. Sì, non è semplice giocare col piede non piede preferito, col piede opposto. A volte ti viene proprio spontaneo rientrare sul tuo piede, quindi Sì, una cosa è il centrocampo, è diverso invece sì, sulla fascia. sì. Fai più fatica Sulla ad andare fascia dritto poi c'è per la dritto. linea Sì. e finisci fuori. A centrocampo diciamo che hai più opzioni e quindi spesso riesci a utilizzare il piede preferito, anche se usarli tutti e due è un vantaggio. Ancora Di Stefano che entra bene in aria, l'appoggio dietro per Valentina Boni. Arriva prima la difesa della Lazio. Di contro però il centrocampo hai gli avversari che arrivano da tutte le Esatto. parti, dietro, davanti, destra e sinistra. Circondata. Quindi bisogna anche essere bravi sia con i tempi di gioco sia a proteggere palla. Zanoletti, Carleschi. Porta il pallone fuori ma è rimessa per il Chievo. Qui di forza si prende un'altra rimessa Gaia Di Stefano. Tra Carleschi a rimettere in gioco proprio per Di Stefano. Carleschi impreciso per il suggerimento per Mascanzoni. Prost, Di Stefano qui subisce l'ennesimo fallo, spalla alla porta. Di Stefano brava a proteggere palla. Poi chiederò anche i due migliori in campo a Giorgia. Ok. Vediamo questi ultimi minuti, intanto un'idea ce l'ho. Magari speriamo anche Infatti di magari farti qualcuno può smentirmi cambiare perché- idea. Sarebbe un segnale positivo. Esatto. Qui punizione da buona posizione per il Chievo affidato a Tardini. Il cross in mezzo di Tardini, di testa Zanoletti, non arriva però, spazia il Chievo, Tunoaia la mette giù, allarga per Boni, ancora una ribattuta, Visentin lotta con Prost, adesso arriva la nuova entrata, Pittaccio, il lancio lungo impreciso però, ancora una volta blocca Pilato.
Si abbassa Prost per Tunoaia. Cerca ancora Prost. Qui non riesce ad arrivare sul pallone di Stefano. Aggancio di Visentin. Ottimo lavoro anche di Valentina Boni, anche in fase di ripiego, conquista il fallo laterale. Non si risparmia mai, nonostante tutta la sua esperienza. Valentina Boni non... Attenzione, un tiro di sinistro di Mascanzoni, finisce lato. Buona l'idea sul rimbalzo. Sono Ci ha queste provato. le cose che dobbiamo provare, fregarcene tra virgolette e provarci. Qui intanto per la Lazio terzo cambio, esce la numero 99 Visentin ed entra col numero 11 Cianci. Sì, come dicevamo prima, soprattutto quando hai poco da perdere bisogna tentare anche soluzioni un po' più coraggiose, come ha fatto in questo caso Mascanzoni. Un cambio anche per il Chievo, esce Pecchini ed entra Stella Botti, quindi probabilmente vedremo anche un cambio tattico dalla parte della formazione di Dalla Pozza. Vedremo adesso come si sistemerà in campo. Credo Prost sull'esterno e un po' arretrata Valentina. Sì, forse non cambia nulla dal punto di vista Di modulo, esatto. Però Prost va a fare il terzino al posto di Pecchini. Adesso però il lancio per la Lazio che arriva davanti il portiere, il tiro e il 3-0 proprio della nuova entrata della Lazio, Cianci, che al primo pallone buono dell'incontro è stata pescata in contropiede, arriva davanti a Giada Pilato ed è stata freddissima a piazzare e a questo punto purtroppo per il Chievo a chiudere virtualmente la gara. Quindi 3-0 quando siamo al 37esimo minuto a favore della squadra ospite. Gol di Cianci. E qui forse proprio a causa del cambio di posizione si è fatto trovare impreparate, sicuramente sì, un po' influito, poi vabbè, ovviamente è stata brava anche lei. Sì, proprio sul taglio forse non è stata subito abile a leggere il Esatto. taglio dell'avversaria e quindi ha sfruttato la Lazio che, diciamo, quanto a cinismo Potrebbe regalarcene un po', direi. ecco, non volevo dirlo io, però ha avuto 3-4 occasioni, ha fatto 3 gol. Certo, anche questa è un'arma delle grandi squadre. Sì. Adesso Di Stefano ancora sulla destra, il cross in mezzo, ribattuta. Letto però dalla difesa laziale. Sì, adesso è tutto più facile per loro, giocano tranquille, quindi è un'altra cosa che dover rincorrere il risultato. Qui intanto toccata duramente Prost. Che si rialza, come dicevamo prima, sembra proprio Botti al centro dell'attacco. E come dicevi tu, Giorgia, si è abbassata Valentina Boni. Probabilmente un 4-2-3-1 in questo momento. Sì, esatto, con forse 2 mediani, Sara e Lucrezia, e col vertice alto invece che basso a centrocampo. Tardini lungo, cercare proprio Botti. Recupera Lazio che spazza via. Lob di Tardini, appoggia per Valentina Boni, allarga per Mascanzoni, arriva prima però Guidi, forse poteva cercare il tiro da quella posizione. Sì, un controllo e un tiro ci stava. Ci stava anche il passaggio, però è andato troppo sotto porta. E cambia completamente gioco Martin in modo impreciso, però stavolta Tardini per Carleschi.
Tunoaia rischia qualcosa, qui il Chievo protegge bene palla, però Tardini, Di Stefano prova il numero, non c'è niente secondo l'arbitro. Ancora Tardini, scivolata per Valentina Boni, serie di finte e poi serve Salimbeni, impreciso però qui. Santoro sulla fascia sinistra, ancora Zanoletti arriva prima, serve Carleschi, Tunoaia, avanza Prost, Mascanzoni toccata duramente, subisce fallo, non estrae però il cartellino giallo l'arbitro. Ci avviciniamo agli ultimi 5 minuti della partita, ricordiamo il risultato sul 3-0 a favore della Lazio, le reti nel primo tempo, autorete di Pecchini, poi il raddoppio di Martin e adesso proprio qualche minuto fa il 3-0 della nuova entrata Cianci. Lippmann, Savini, ancora Savini, lo scambio con Lippmann, pressing alto di Mascandoni, recupera palla Salimbeni sulla fascia sinistra, Salimbeni prova il cross, Prost con le mani, viene incontro Tardini per Salimbeni che protegge palla, è liberissimo anche Carleschi, suggerimento per Zanoletti, il cross verso Valentina Boni, prova la girata, ribattuta di Stefano di sinistro, impreciso però il tiro della numero 19 del Chievo, qui aveva provato Valentina Boni acrobazia, ce l'ha, sappiamo. Sì, ce l'ha. Purtroppo si è messa di mezzo una giocatrice della Lazio. Sì. Come detto prima, ci avviciniamo agli ultimi 5 minuti, anzi agli ultimi minuti dell'incontro, più eventuale recupero. Qui parte ancora dal basso la Lazio, probabilmente è la prossima partita contro il Pontedera quella che un po' dirà qualcosa in più sulle vostre ambizioni. È una partita, Sarà un po' l'ago della bilancia, diciamo. sì, Assolutamente quella è una partita da vincere perché è contro una diretta avversaria in questo momento in classifica, quindi saranno indispensabili quei punti per lasciare un po' la parte bassa dove secondo me non ci dobbiamo stare, ma proprio per quello che abbiamo dimostrato in campo. assolutamente sì. Alla fine la classifica, soprattutto nella pancia della classifica, è molto corta e basta una o sì. due vittorie per risollevarsi o al contrario avvicinarsi Esatto. pericolosamente alle zone calde. Tra l'altro Chievo che aveva chiuso bene l'anno con la vittoria contro il Perugia, il pareggio di Vicenza, Sì, avevamo un momento positivo. Il pareggio di Vicenza, diciamo che anche quello lì positivo sì e no. forse più 2 punti persi. Esatto, assolutamente, secondo me sì, però comunque avevamo fatto punti, quindi vabbè. Però è comunque un punto in trasferta, quindi peccato per questo inizio di stagione, però c'è da dire, come detto prima, che gli avversari sono due che puntano alla vittoria finale come Como Sì, e abbiamo Lazio. affrontato due squadre sicuramente tra le più preparate nel nostro campionato, però io sono convinta che noi non siamo da meno, quindi potevamo far meglio, assolutamente. Sì, come dicevamo prima, c'è proprio una differenza fra la gara di Como, dove a parte quel palo di Zanoletti Sì, e esatto, oggi è qualche stata azione, comunque, il risultato probabilmente sarà lo stesso, perché anche a Como abbiamo perso 3-0, però si è vista un'altra partita oggi. E questo ha dimostrato che possiamo farcela. Dispiace poi per il risultato, ovviamente troppo ampio secondo me, a prescindere Sì. dalla vittoria o dalla sconfitta. 3 gol di scarto sono troppi per quello che si è visto poi Troppo severi. realmente.
Anche perché poi il Chievo non ha mal figurato contro le grandi, diciamo, di questa Serie No, B, anche anzi, contro il Pomigliano, contro il Brescia. sì, Ha fatto sempre bene dal punto di vista della prestazione, per quanto riguarda Brescia, anche dal punto di vista del risultato. Quindi assolutamente. le qualità ci sono. Intanto 2 minuti di recupero segnalati dal tabellone luminoso alla fine di questo incontro. Il rinvio di Tunoia, Zanoletti lotta in mezzo al campo con Di Giammarino, redaguida dall'arbitro però senza provvedimenti disciplinari. Qui di esterno Valentina Boni per Mascanzoni, ancora la Boni. Qui Tardini, vedremo se avrà spazio, se avrà modo e tempo il Chievo per l'ultima occasione, magari per accorciare le distanze. Qui ci prova Botti di destro, debole però, e qui va a scorrere il tempo anche il portiere della Lazio. Tanto ne approfitto per chiederti se ci hai pensato ai 2 migliori in campo di questo match. Ma sì, allora sicuramente gli farò anche i complimenti dopo, mi è piaciuto molto Tunoia. Se in alcune partite, magari in alcune occasioni è stata un po' distratta e magari ha peccato in alcune situazioni, oggi devo dire che è sempre stata molto attenta, sempre sul pezzo, come diciamo noi. Quindi sicuramente lei. Mi è piaciuto poi lo spirito di sacrificio che ci ha messo anche Gaia, che nonostante sia con noi da poche settimane si è integrata molto bene nel gruppo e quindi credo che oggi abbia fatto una bella partita anche per le occasioni che poi si è creata in fase offensiva. Quindi 2 ragazze giovani che spero si possano togliere delle soddisfazioni e possano farlo con noi. Quindi dai anche un assist qui ai tuoi dirigenti, visto che sono 2 giocatrici in prestito, magari provare a Sì. trattenerli anche per il futuro. Sì, sicuramente sì, ma penso che anche loro si trovino bene con noi, quindi se dovesse esserci la possibilità, Quindi credo che anche loro vorrebbero continuare questa avventura, quindi mai dire mai, vedremo. E finisce qui proprio in questo istante la partita dello stadio Aldo Olivieri di Verona. Ricordiamo il risultato: Lazio 3, Chievo 0. I gol nel primo tempo, l'autorete di Pecchini, sfortunatissima sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi il raddoppio sul finire della prima frazione di Martin dopo un palo colpito da Visentin. Poi nella ripresa il 3-0 definitivo segnato dalla nuova entrata Cianci, che ha chiuso virtualmente l'incontro. E quindi 3-0 stadio Aldo Olivieri di Verona. Dicevamo però con Giorgia una buona prova del Chievo, che ancora una volta è stato sfortunato. C'è una differenza enorme con la partita di Como, perché ha comunque creato delle occasioni, è mancato come sempre un po' di cinismo, però soprattutto nei primi, direi, 60 minuti di gioco, soprattutto prima del 3-0 che ha un po' tagliato le gambe alla squadra di Dalla Pozza. Il Chievo ha fatto la partita. Quindi No, il Chievo in campo c'era e si è visto, penso che anche la Lazio l'abbia visto e abbia dovuto sudare comunque per prendere i 3 punti. Poi se uno guarda il risultato senza aver visto la partita potrebbe pensare l'opposto, però non è stato così. E comunque questo ci fa onore, perché comunque lottare così contro una delle squadre più forti del campionato vuol dire che qualcosa di buono ce l'hai in squadra. E quindi proprio questo è l'aspetto positivo da portare anche in trasferta a Pontedera al ritorno alla ripresa del campionato. Diciamo, gli spunti positivi ci sono. Sì, sicuramente noi dobbiamo essere consci dei nostri mezzi e proseguire per questa strada. Ovviamente allenamento dopo allenamento cercheremo di migliorare quella fase offensiva che forse un po' ci penalizza, però ci sono tutti i presupposti per far bene. E quindi appuntamento al 17 gennaio, poi se ci sarà Bertolotti sarà tutto anche più facile, speriamo di sì, gli auguriamo un pronto Spero. recupero. E quindi dallo stadio Aldo Olivieri è tutto. Chievo 0, Lazio 3, un cordiale saluto da Pierluca Loporto e ovviamente ringraziamo ulteriormente il prezioso contributo di Giorgia Bertolotti. Grazie mille. Alla prossima, noi ci vediamo il 24 gennaio, perché come sempre ogni partita casalinga del Chievo sarà trasmessa da Avelia, qui sempre in diretta. Un cordiale saluto e buona Epifania. Esatto. Ciao a tutti.
Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Poi, campo! Il professore!